anch'io. Ecco, ma dove eri finito, Foxy? Ero andato nel... Vabbè, non mi interessa. State zitti tutti e due, oggi lo sapete che giorno è? Il giorno delle pulizie, si pulisce oggi. No, A pulire, dai, di nuovo. No, tu non hai capito proprio niente. Ma no, basta, oggi no. Cosa? E allora ditemi, cosa vorreste fare allora? Polpette al forno. Nascondino, Foxy. Ho detto nascondino sarà oggi. E allora, ditemi, se io vinco cosa ci guadagno a nascondino? E cosa? Tipo saremo tuoi assistenti per 24 ore. Giusto, Sì, per sì. 24 ore, tutto quello che vuoi. Effettivamente potrebbero pulirmi casa. Quasi gioco a nascondino, va? Siamo pronti, amici! L'ultimo che tocca ai propri capelli inizia a contare! Ma cosa fai? Quelli miei tocchi i capelli! Ma questo vero stupitello, Sì, va bene, inizia Foxy! Inizi tu a contare, mamma! Andiamo a nasconderci! Andiamo. 1, 2. Mi nasconderò in camera mia! Tanto sicuro a Foxy non gli viene l'idea di cercare in camera mia! Io sono più furba di tutte e due, guardate cosa c'ho! iPad e telecamere, così potrò vincere a nascondino, ma loro non lo sanno! 3, 5, 6. Ragazzi, io non voglio fare assolutamente l'assistente di mia madre per 24 ore! Dovrei pulire tutta casa! Devo trovare assolutamente un nascondiglio! Potrei mettermi sotto il letto, è perfetto! Me ne vado! Sì, sono proprio qui! Nasconderò le telecamere di sicurezza in tutta la casa, così li potrò spiare! Sono una genia, mamma Mad! 2. No, aspetta, veniva prima. 3, no, 13. Nessuno verrà in mente di venire a guardare qui nella vasca! Intanto mi godo la telecamera e guardo Fox, cosa sta facendo? Mamma mia, guarda, sta cominciando, sta cercando. Ma dove guarda, ma vero stupido, Ha guardato dentro lo sportello della cucina, wow, ma vero stupido, Sotto il divano non c'è. Dove potranno essere finiti? È dietro questa ruota! Non c'è nessuno. Forse sono in questo sportello. No, neanche qui c'è nessuno. Qua sotto non ci sono. Qua sotto neanche. Qua sotto neanche. E qua sotto neanche. E qua non ci sono. Ci sono, potrei chiedere a Rio! La la. Rio, amore mio! Allora Rio, per caso sai dove è Crazy? No, non lo sai. Perché a tutti gli altri glielo dici e a me no? Diario di guerra! Ho sentito Foxy andare lassù, probabilmente voleva parare e chiedere... Oh, cavolo! Zitte! Comunque sia... mi sta cercando! Non è che Rio gli ha detto... No, Rio era lassù, non ha potuto vedere niente! So che sei qui, Crazy! Sono sicuro che sei dietro la sedia! Dietro l'altra sedia! Fuori dalla finestra! Neanche. Magari qui sotto da qualche parte! Ok, se n'è andato! Se n'è andato! Guardate cosa ho portato pure il mio telefono, ora vi faccio vedere quello che succede, ora vi faccio vedere. Immaginatevi se io chiamassi Crazy, ora lo chiamo subito. Oh, ma chi mi sta chiamando? Mia madre? Che vuole mia madre? Stiamo giocando a nascondino! Pronto? Crazy, inizia a fare le faccende di casa, dai, subito. Le faccende? Ma sei completamente impazzita, mamma! Ma che stai... Mamma, stiamo giocando a nascondino! Impazzita io, ma cosa dici? Guarda, tu devi fare le faccende di casa, se no... Mamma! Crazy, ti ho sentito questa volta, ti ho sentito! Dove sei qua? Magari sei sotto al letto. Oh, cavolo! Shhh.
Magari sei qui sotto. Ah, robato! Cavolo, mannaggia mia madre! Aia! Ah, corro! No, 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 ho perso! Crazy, è stato scoperto! Ora sicuramente Fox sta cercando pure me. Ma io sono Mamma Met e io non mi faccio scoprire. No, 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 no. Mamma mia! Dove sei? Dove sei? Mi sto cercando, dai, dai. È il momento di andare verso la nave. Andiamo, andiamo, andiamo. Crazy, non riesco proprio a trovare Mamma Met! Sì, chissà dov'è Mamma Med! Chissà proprio dov'è! Fossi! Dimmi? Oh! Una scimmia! Dove? Là, là, là! Tana, 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 Tana. Avete perso! Sì. Caro amico mio, dato che siamo amici, potevi farmi vincere! Ecco, lo sai che se io ti facessi vincere dovremmo fare l'assistenti per 24 ore a Mamma Met! Non me ne frega, la prima l'ho vinta io! Oh sì! Se ne perdiamo anche solo un'altra, dovremmo fare gli assistenti per 24 ore! Sai che significa pulire 300 metri quadri di casa! Conto io. 1. Questa volta vincerò io. 2. 3. Dove potrei nascondermi a questo round? 40, 90, 91, 92, 93. Arrivo! Io ovviamente sono il più intelligente di tutti! Dato che questa è la casa mia, ho le telecamere nascoste e quindi posso vedere dove sono tutte in tempo reale! Innanzitutto vediamo se qualcuno si è nascosto in questa stanza. Solo che devo andare indietro di 2 minuti. Andiamo. Ok, qua c'ero io prima che contavo. Vediamo. Ragazzi! State pensando anche voi quello che penso io? Chissà dove saranno nascosti. Oh, non trovo proprio nessuno. Non trovo proprio nessuno. Foxy. Ho trovato Foxy. Aspetta un attimo, ma io ti ho sentito! Hai parato! Io ho parato? Mai? È come avrei fatto a parare? Sentiamo. Hai anche un iPad in mano! Stavi guardando le telecamere di sicurezza! E dove sarebbe questa iPad? Oh, come hai fatto a vederlo? Sì, ok. Sei stato comunque scoperto. Dobbiamo cercare Mamma Met e noi il nostro bersaglio. Se no saremo assistenti per 24 ore. Posso guardare l'iPad per vedere dov'è Mamma Met o devi interrompermi? Sì, però prima lascia like al video! Ma che stai dicendo? Ah sì, vero, ricordatevi di iscrivervi al canale. Tantissima gente che guarda il mio e il suo canale non è iscritta, quindi tasto rosso iscriviti perché vi saluteremo tutti su Instagram. Cavolo, questi due si sono alleati, mi scopriranno, non posso perdere. E se perdo, chi la pulisce cosa? Oh, Vincenzo, ci sto provando, non lo vedi? Veloce! C'è in soggiorno, no, in cucina no. Aspetta. Eccola. Oh, guarda in camera. No, se n'è accorta. Oddio. Si è accorta delle telecamere, no. No. Cavolo. Ha scoperto che stavamo parando. Vabbè, noi facciamo finta che erano le telecamere che non utilizziamo. No, non utilizziamo questo coso. Foxy, corriamo a prenderla fuori.
Dov'è? È libero! Potrei fare Tana, ma non neanche lo faccio! Aspetta, un attimo! Ma se noi siamo qui e lei prima era qui, e noi eravamo là e lei prima non era là? Crazy! Dov'è lei? Oh, cavoletti! Corri! Corri! Non c'è! Neanche qui! A me sembra che qui non ci sia veramente nessuno, Foxy! Strano, eppure pensavo ci fosse! Sì, hai ragione! Per fortuna! Foxy, stavo pensando che perdevamo! Adesso noi siamo qua! E potremmo fare anche Tana, però non lo facciamo perché non vogliamo! In che senso Tana, scusami? Cioè, nel senso... giusto, non l'abbiamo trovata. Dov'è? Dov'è? Ma comunque che ti devo parlare di una cosa importantissima! Vabbè, non mi sembra che Devo ora... parlare degli unicorni! In che senso unicorni, Foxy? Cioè, quando siamo al nascondino! Unicorni! Ma in che senso? Foxy, non mi sembra il momento, ascoltami, non mi sembra il momento! Oh, cavolette! Foxy! Crazy, scusa, non me ne ero accorto! Scusami! Scusami cosa? Adesso tu vieni con me! Dove andate, vuoi dire? Ai. Ricordatevi che dovete farmi l'assistenza!